Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con tentativo numero di Big Lan, 3, che Big però Lan sfocia in rottura squalificato. di andare a condurre, ed è così Zoello che guida. All'esterno c'è subito Bumpito of West che va a chiedere strada, mentre all'interno Big Ben dei Greppi rientra tutti e conquista così il comando delle operazioni. Dopo 200 metri di gara viene però attaccato ancora duramente da Zoello, che insiste al suo esterno. I due danno vita a un duello molto agguerrito nei primi 400 metri di gara. Ne scaturisce un parziale stratosferico 29-7 con partenza da fermo, ma una volta al comando Big Ben dei Greppi ha respinto Zoello, che si è adeguato e ora cerca inutilmente posto alla corda, perché si è inserito bene Bellium Debuti in seconda posizione. Via via gli altri, intanto i 600 se ne sono andati in 43, poco abbondanti. 1 minuto e 2 decimi sul rallentamento intanto per gli 800. Continua a guidare Big Ben dei Greppi nei confronti di Bellium Debuti. All'esterno c'è sempre Zoello, si trascina Zambana, mentre è partito bene anche Zimmy Cub, che figura addirittura in terza pariglia esterna ed è il più propositivo degli inseguitori. Cavalli ora con anche Beren che cerca di venire via in terza ruota, è ancora molto lontano dalla testa ed è seguito da Aladdin Bari. Intanto continua a guidare Big Ben dei Greppi nei confronti di Bellium Debuti. Terza posizione lungo la corda per Bumpit of West, che è avanti a Viking 3B. Siamo a 500 scarsi dalla conclusione con Big Ben dei Greppi in vantaggio. Sposta Bellium Debuti a 400 dal palo. Lo scatto di Bellium Debuti che cerca di prendere sotto tiro Big Ben dei Greppi, lo impegna a metà della curva finale. I due in lotta, seguiti da Bumpit of West, più indietro gli altri. Retta d'arrivo, bello il duello fra Big Ben dei Greppi e Bellium Debuti, che insiste a centropista. Si difende però ancora il battistrada finale con i due vicini, ma vince ancora Big Ben dei Greppi nei confronti di Bellium Debuti, mentre bisogna vedere per il terzo. Arrivo davvero molto molto bello fra Big Ben dei Greppi, che ha venduto carissima la pelle, Bellium Debuti che ci prova, sembra a un certo punto in grado di poter passare, ma l'altro si difende con estremo coraggio e sul traguardo riesce ancora a prevalere di una incollatura. Mentre per il terzo posto andiamo a rivedere, è il numero 10 ancora di Bumpit of West, che precede Viking 3B e Beren. Bel primo piano dunque di Big Ben dei Greppi, che ha voluto assolutamente correre in testa, ha respinto inizialmente Zoello e poi nel finale Bellium Debuti. Romanelli in sediolo, che neanche l'allenatore, per conto del signor Serrano. Andiamo a rivedere il bel finale e il successo di Big Ben dei Greppi su Bellium Debuti, terzo posto per Bumpit of West. 2-7-10, questo dovrebbe essere l'arrivo della settima corsa dall'Arcoveggio di Bologna.